Chi non ama il gelato? Io personalmente lo adoro molto, è una forma di espressione, una vera goduria e soprattutto una freschezza, anche in giornate un po' grigie come queste. Oggi vi porto con noi a scoprire le 6 gelaterie della Gelato Week 2026. Siete pronti? Ciao Patavini, andiamo! Iniziamo questa Gelato Week 2026 con 6 gelaterie a 2 passi dal Santo. Siamo da Gelateria Friso e il gusto è mediterraneo. Adesso lo scopriamo insieme. Base fior di latte, variegata al mandarino con nocciole e mandorle pralinate e un cioccolato bianco al pistacchio. Assaggiamo. Molto fresco, bello esplosivo, delicato allo stesso tempo. Mi piace molto. Ogni cucchiaino una consistenza diversa e secondo me è proprio il bello di questo gusto. Questo è bello grande. Siamo sotto Porta Altinate da Gelateria Gianni che per la Gelato Week ci propone ben 3 gusti. Crema amalfitana che è una base crema di limone variegata al cioccolato bianco. Una crema tropicale quindi con frutta tropicale molto bella anche in vetrina. E sotto pistacchio mandarino. Andiamo all'assaggio. Colore bello acceso. Molto coccoloso. Non sento subito il gusto tropicale, un po' di acidità di questi frutti, mi sembra proprio una crostata con una crema molto buona, esotica, quindi l'esoticità c'è. Crema amalfitana, molto cremosa, molto limonosa anche al profumo, tanto limonosa per i miei gusti, però per chi piace il limone e il cioccolato bianco è sicuramente un gusto molto interessante. Ho scavato per andare a cercare anche il terzo gusto, pistacchio mandarino, mandarino che amo molto personalmente e che credo sia molto in trend, soprattutto anche in abbinata col pistacchio. Vedremo cosa ci riserva quest'anno. Il salato del pistacchio in abbinamento e in leggero contrasto con la dolcezza e la cremosità della salsa al mandarino e un po' di acidità del mandarino stesso sono molto interessanti. Siamo nella gelateria vincitrice della Gelato Week 2025. Voi patavini avete scelto che questa tra le 5 gelaterie dell'anno scorso era il gelato più buono di Padova. Vedremo quest'anno. L'importante è provarle tutte e assaggiarle tutte, quindi voglio sapere i vostri pareri anche qui nei commenti. Non abbiamo qui in questo cono il gusto di quest'anno, che è un burro salato di malga, dulce de leche e saetto veneto. Lo verremo a assaggiare in occasione della Gelato Week e lo vedrete sugli altri social. Nel frattempo mi gusto questo bel gelatino che è sempre molto buono. Siamo arrivati in Piazza dei Signori dove avremo ben 3 gelaterie. Partiamo da Gnam Gnam che si autoproduce anche le cialde con diversi gusti e per la Gelato Week ha scelto un cioccolato extra fondente con pistacchio. È molto invitante, devo assolutamente assaggiarlo. Il pistacchio è croccante pralinato, è un gusto molto godurioso, molto sorprendente e tutto da godere realmente. Ve lo lascio provare. Altra gelateria qui in piazza dalla rinnovata dopo il rebranding Cioccolatte che propone per questa Gelato Week il gusto tiramisù, tradizionale veneto. La Gelato Week di quest'anno appunto è dedicata al territorio, quindi tutti i gusti ricordano il nostro Veneto, la nostra Padova. Non mi resta che assaggiarlo qui sotto l'orologio di Piazza dei Signori. Terza gelateria in Piazza dei Signori, nonché sesta e ultima della nostra pre-Gelato Week che stiamo registrando per voi. Siamo da Gelateria Beppi con Crema dei Signori, il gusto ideato per la piazza, e nella Gelato Week ci proporranno un gelato a base di latte di bufala con marasche dei nostri coniugani e delle noci locali croccanti, quindi non vediamo l'ora di provare anche questo gusto. Nel mentre con la cialdina ci gustiamo questa Crema dei Signori, che io nel frattempo finisco questo gelatino e vado a editare perché presto vedrete anche il reel. Mi era rimasta un po' di voglia di gelato e per concludere questo video e questo anticipo della nostra Gelato Week mi assaggio questa New York Cheesecake. Finisco questa New York Cheesecake perché l'ho già assaggiata e già la conosco e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E ovviamente ciao Patavini!